La magia si disvela in una sala della Galleria Rizzarda che a Feltre lo scrigno d'arti decorative unico al mondo. In piedi svettano due silhouette e un cespuglio. Si tratta dei materiali d'epoca settecentesca che componevano la scena del Teatro della Sena all'epoca dell'esordio a Feltre di Carlo Goldoni. Un progetto molto ambizioso, quello del comune di Feltre, che così recupera totalmente la storia del teatro conosciuto anche come la Piccola Fenice. Il restauro di questi materiali fa parte del progetto Nuovi Scenari, che è un progetto che diciamo così, che vuole recuperare i materiali storici più importanti del Teatro della Sena. Non è una banalità, nel senso che questi materiali nei teatri in genere non vengono conservati. Il Teatro della Sena ha la fortuna di conservare materiali molto importanti di due fasi storiche. Oltre ai materiali di scena ottocenteschi vi sono quelli d'epoca successiva che portano la firma del decoratore e dell'architetto della Fenice di Venezia. Nella fattispecie Feltre ha conservato il sipario di Tranquillo Orsi, che è l'unico esemplare rimasto del decoratore del teatro veneziano. Quello delle silhouette non è stato un restauro semplice. La situazione conservativa dei pezzi, vista la fragilità, il carattere effimero della loro natura, ha implicato delle scelte importanti, validamente poste in atto poi dall'equipe pluridisciplinare che ha affrontato il restauro. Ci sono voluti 3 mesi di tempo per concludere il lavoro che ha visto impegnati i laboratori specializzati di Verona e Aosta e gli studenti della scuola di restauro di Sedico. I ragazzi delle scuole di Sedico hanno avuto la possibilità di fare un'esperienza veramente unica, perché oggetti teatrali non è facile restaurarli e trovare anche enti che li vogliano restaurare. Venerdì a teatro sarà raccontato il soggiorno del Goldoni a Feltre con la messa in scena delle prime opere coeve all'epoca goldoniana. A lavori conclusi nel piano mezzanino della Piccola Fenice sarà allestito il Museo del Teatro, mentre il palco ospiterà l'esposizione del sipario originale di Tranquillo Orsi.